Pace a tutti, come state? Bene, bene. Vi diamo il benvenuto. Io voglio leggere questo passo che mi ha accompagnato tutta la settimana. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. Nella cultura ebraica era il discepolo che si sceglieva il maestro, ma quando è venuto Gesù invece ha capovolto questa usanza ed era Gesù che poi si è scelto i suoi discepoli. Per cui io oggi mi sento di dirti che non è un caso che tu sei qui, sei al momento giusto, nel posto giusto, perché Dio ti ha scelto. E questa per me è una gioia grande che mi dà veramente gioia, forza, che dico, cioè Dio, il Re dei Re, mi ha scelto, ma sono una privilegiata. Amen, gloria a Dio, vogliamo lodare il Signore oggi. Amen. La mia preghiera a te. Ascolta, oh mio Signore, la pace tua sarà la guida nelle avversità. La mia preghiera a te. Ascolta, oh mio Signore, la pace tua sarà la guida nelle avversità. Tu sei la mia forza nelle prove, il mio rifugio nel timore. Signore, con te per sempre resterò sotto l'ombra delle ali tue. La mia preghiera a te. Ascolta, oh mio Signore, la pace tua sarà la guida nelle avversità. Tu sei la mia forza nelle prove, il mio rifugio nel timore. Signore, con te per sempre resterò sotto l'ombra delle ali tue. Sei la mia forza, non avrò timore. Sei il mio rifugio, con te io resterò. La mia preghiera a te. Ascolta, oh mio Signore, la pace tua sarà la guida nelle avversità. Tu sei la mia forza nelle prove, il mio rifugio nel timore. Signore, con te per sempre resterò sotto l'ombra delle ali tue. Tu sei la mia forza nelle prove, il mio rifugio nel timore. Signore, con te per sempre resterò sotto l'ombra delle ali tue. Sotto l'ombra delle ali tue. Sotto l'ombra delle ali tue. Gloria a te, Signore. Gloria al tuo nome, Signore.
Grazie Signore, è vero, siamo onorati di essere la tua presenza oggi, Signore, che tu ci abbia scelti, Signore. Vogliamo veramente dichiarare che tu sei il nostro Re, sei il nostro Signore. Non abbiamo altri al di fuori di te, Signore, non possiamo vivere senza te. Signore, grazie, grazie, ti siamo veramente grati per quello che hai fatto. Grazie Padre che hai mandato Gesù questa mattina. Vogliamo dichiararlo questa mattina, Signore, che tu sei veramente il nostro Signore. Benedici, benedici ogni cosa, ogni parola detta, Signore, oggi, affinché chi ti sta cercando e ancora non ti ha trovato, Signore, ti trovi, e affinché chi cerca una risposta da te la possa avere oggi. Signore, tu sei l'Onnipotente, conosci tutto di noi, ogni cosa. Noi crediamo in te. Amen. Io resterò sempre con te, ovunque mi manderai, ti ascolterò, ti seguirò. Tu mi hai preso per la mano, mi sosterrai, mi guiderai, mi accoglierai. Chi ho in cielo fuori di te, e sulla terra non desidero che te. Chi ho in cielo fuori di te, e sulla terra non desidero che te. Io resterò sempre con te, ovunque mi manderai, ti ascolterò, ti seguirò, ti ascolterò, ti seguirò.
Hallelujah. Se salgo in cielo tu ci sei, se vado ad abitare all'estremità del mare, anche là la tua mano mi guiderà, anche là la tua destra mi afferrerà. Da chi me ne andrò? Ai tuoi piedi arde il mio cuore, ai tuoi piedi ti dono ciò che ho, luogo sicuro
solo le tue mani, dove niente mi può fare del mal. Mi perdonasti, mi accettasti alla tua presenza, mi rialzasti ed io mi prostro ad adorarti. Non c'è un luogo più alto, più grande, che stare ai piedi tuoi, che stare ai piedi tuoi. Non c'è un luogo più alto, più grande, che stare ai piedi tuoi, che stare ai piedi tuoi. Ai tuoi piedi arde il mio cuore, ai tuoi piedi ti dono ciò che ho. Luogo sicuro, solo le tue mani, dove niente mi può fare del mal. Mi perdonasti, mi accettasti alla tua presenza, mi rialzasti ed io mi prostro ad adorarti. Non c'è un luogo più alto, più grande, che stare ai piedi tuoi, che stare ai piedi tuoi. Non c'è un luogo più alto, più grande, che stare ai piedi tuoi, che stare ai piedi tuoi. E qui io voglio restare prostrato ai tuoi piedi. E qui io voglio restare ai piedi di Cristo. E qui io voglio restare prostrato ai tuoi piedi. E qui io voglio restare ai piedi di Cristo. Non c'è un luogo più alto, più grande, che stare ai piedi tuoi, che stare ai piedi tuoi. Non c'è un luogo più alto, più grande, che stare ai piedi tuoi, che stare ai piedi tuoi. Non c'è un luogo più alto, più grande, che stare ai piedi tuoi, che stare ai piedi tuoi. Non c'è un luogo più alto, più grande, che stare ai piedi tuoi, che stare ai piedi tuoi. Gloria a te, Signore Santo. Alleluia. Alleluia. Ci sono dei momenti a volte che facciamo fatica a lodare il Signore, vero? Questa mattina è stato un peso per me essere qui. Oh anima mia, oh anima mia, loda il Signore. Le parole non basteranno mai per esprimerti gratitudine.
questo canto mio certo finirà, mentre tu, mio Dio, mai una fine avrai. Le mie mani alzerò e loderò ancora te, perché ciò che ho è un alleluia, alleluia. Sarà poco ma so che è meglio da offrire a un re, è un cuore che canta alleluia, alleluia. Una cosa so, verso te aprirò le mie braccia per adorarti, oh Dio. Le mie mani alzerò e loderò ancora te, perché ciò che ho è un alleluia, alleluia. Sarà poco ma so che è meglio da offrire a un re, è un cuore che canta alleluia, alleluia. Oh anima mia, non essere timida, innalza il tuo canto, perché dentro di te dimora un leone. Alzati e lodalo. Oh anima mia, non essere timida, innalza il tuo canto, perché dentro di te dimora un leone. Alzati e lodalo. Oh anima mia, non essere timida, innalza il tuo canto, perché dentro di te dimora un leone. Alzati e lodalo. Oh anima mia, non essere timida, innalza il tuo canto, perché dentro di te dimora un leone. Alzati e lodalo. Le mie mani alzerò e loderò ancora te, perché ciò che ho è un alleluia, alleluia. Sarà poco ma so che è meglio da offrire a un re, è un cuore che canta alleluia, alleluia. Gloria a Dio, possiamo dare un alleluia al Signore. Alleluia, gloria a te. Alleluia. Anima mia, benedici l'Eterno. E tutto quello che è in me benedica il nome suo santo. Anima mia, benedici l'Eterno e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Egli è quel che ti protegge. Alleluia. Grazie Signore. Alleluia, gloria a Dio. Accomodatevi, gloria a Dio. Ho conosciuto un tale che domenica mattina non voleva andare in chiesa e la moglie gli ha detto: alzati presto che dobbiamo andare in chiesa, è tardi. E lui ha detto: no, questa mattina non vengo. E lei gli ha detto: perché non vieni?
E lui gli ha detto: dammi almeno 3 buone ragioni perché devo venire. La moglie gli ha detto: va bene. Oggi è domenica, è il giorno consacrato al Signore, devi venire in chiesa. Lui gli ha detto: va bene. La seconda è che ti fa tanto bene venire in chiesa. E la terza, tu sei il pastore della chiesa. Mi ricordo, questo ce lo disse il fratello Tommaso Grazioso, la scuola biblica. Non pensate che a volte i pastori abbiano sempre questa forza? Ci sono momenti che attraversiamo molto difficili, molto duri, perché abbiamo dei pesi. Stamattina per me è una gioia, è un piacere veramente con tutto il cuore avere il fratello Vittorio Fiorese. Sapete che per noi è oramai è di famiglia, ma è un fratello spirituale veramente che può comprendere quello che sto dicendo, vero Vittorio? L'ultimo pensiero quando andiamo a letto la sera non è nemmeno la tua famiglia, è la Chiesa. E il primo pensiero quando ti svegli al mattino è la Chiesa. Lo capirai solo quando hai un ministero pastorale, per capire il peso che hai dentro di te. Signore, ho fatto bene? Ho fatto ciò che mi hai chiesto? Sono stato forse troppo duro? Meno duro? Non è facile. Ma grazie a Dio che abbiamo l'orecchio attento alla voce dello Spirito Santo. Però sapete cosa? Pochi minuti mi prendo, tanto questa mattina non predico io. Sapete che cosa sto imparando, ho imparato nella mia vita, ancora adesso dopo tanti anni? Che certe cose mi dovrebbero scivolare da dosso e invece feriscono ancora. E questo vuol dire che sono ancora vivo. Dovrei ancora morire a tante cose. Invece ci sono certe cose che ti vengono proprio a toccare il tuo punto debole e ti fanno così male. E allora voglio dire al Signore: Signore, aiutami a crescere ancora nelle tue vie. Fa che il balsamo del tuo Spirito possa ancora lavorare nella mia vita e sapere che ogni cosa è sotto la tua protezione, perché alla fine, fratelli miei, chi è il capo della Chiesa si chiama Gesù Cristo, il Signore. Amen. E se Lui ci ha messi qui, ci sarà un motivo. Mi ricordo una volta in un film, questa è una battuta tanto per drammatizzare un po', in un film degli ebrei, dice: voi siete il popolo scelto. E questo disse: ma non poteva scegliere qualcun altro. Bella, mi fece molto ridere. A volte diciamo: Signore, ma il Signore sa. Amen. Bene, Vittorio, vieni, dai un saluto alla comunità. Per me è una gioia averti qui con noi, veramente sei speciale, fratello mio. Alleluia. Sì, mi trovavo di passaggio. E ho sentito il desiderio di essere qui con voi proprio prima di tutto per l'affetto e la stima nei confronti di Gianni e la sua famiglia e tanti di voi che rivedo veramente con gioia. E dico questo non per parole di circostanza, ma anche per spendere un'ora, nella presenza di Dio. Perché nella semplicità di un culto io sperimento un'azione che definirei terapeutica. Mi fa bene stare nella presenza di Dio e ho imparato il distanziamento, a prendere le distanze
dalla quotidianità, dalle cose profane, anche da quei pesi, almeno per un momento, come quando ci togliamo i vestiti dopo un giorno di lavoro pesante, di combattimenti, e entriamo in una vasca di acqua calda e ci rilassiamo un momento. Ora neppure facciamo più il bagno, ma la doccia rapidissima, semplicemente perché viviamo in una società dove c'è poco tempo, viviamo di corsa e stiamo andando incontro a un'epoca e una civiltà più adatta alle macchine, ai robot, che agli esseri umani. E tutti noi viviamo una dimensione di stress, ecco una parola, un inglesismo che fino a 30-40 anni fa neppure conoscevamo, e che significa stirare, tirare l'elastico fino ai limiti, e siamo tutti sotto questa pressione. Ecco perché è importante rinnovarci nella presenza di Dio, ricevere quell'emanazione benefica di forze, di risorse che ci guarisce, ci rialza, ci riempie, ci ristora, ecco, che apre il nostro orizzonte e vediamo al di là delle circostanze a breve termine che spesso ci soffocano. E non dimentichiamo, come diceva quest'ultimo canto che parlava del leone che c'è in noi, nel senso proprio che la nostra vera identità non è quella fragile, frammentaria, ferita che indossiamo nelle nostre relazioni con la società, il lavoro, il mondo, ma la nostra vera vita, dice la lettera ai Colossesi, è nascosta con Cristo, in Dio, nei luoghi di lassù. Quando Isaia parla e definisce il popolo di Dio come querce di giustizia, mi viene in mente quella grande quercia che c'è nel nostro centro di Cristo è la risposta. Se mai qualcuno verrà a trovarci quando facciamo i campi estivi, i corsi, scuole di missione, c'è una quercia che è la più antica di tutta la Valle del Sele, dove noi ci troviamo, tra la provincia di Salerno e Avellino, e ha 5-6 metri di circonferenza, è altissima, è nodosa. È una quercia che era lì nel 1600 e che ha attraversato tempeste, uragani, fulmini che hanno spezzato, segnato i rami, è stata aggredita da muffe, da batteri, ma è ancora lì, verdeggiante, prospera. Ed è così anche la nostra vita, che dobbiamo auto-percepirci, al di là delle inevitabili tempeste che frantumano, feriscono parti della nostra vita, ma c'è una forza dentro di noi, e lo scoprirai col passare degli anni, che non viene, vero, da convincimenti, autosuggestioni, viene dalla relazione personale con Gesù, che va crescendo col passare degli anni. Concludo chiedendovi di pregare per noi. Ci stiamo preparando una grande campagna evangelistica con la tenda, come facciamo io da quando avevo 25 anni, quando ho incontrato la missione Cristo è la risposta. Saremo con la tenda a Scampia, quello che è considerato il cuore nero, il cuore di tenebre di Napoli, ma dove Dio ha operato potentemente attraverso le chiese, vero? E certamente è una sfida. Qualche settimana fa stavo a Orta di Atella col pastore con le assemblee di Dio nella sua chiesa, e lui mi raccontava: guarda, stavamo facendo il culto poche settimane fa ed è entrato un comando. Io stavo alla fine della predica, 6 persone con le pistole, incappucciati, 2 si sono messi alla porta della chiesa e uno ha puntato la pistola contro il pastore e un altro su sua moglie, e 2 sono passati a fare la raccolta, orologi, telefonini, portafogli, offerta, e hanno rapinato la chiesa in pieno giorno, un culto
domenicale come questo. Queste cose succedevano prima in Messico, dove io sono stato a Juarez a accompagnare mia figlia che ha fatto una ricerca sul risveglio in atto in quella città, ma dove ci sono stati anni terribili, dove i cartelli della droga rapivano i pastori o le mogli dei pastori, i loro figli, e più di 100 chiese si sono chiuse, i pastori sono scappati. Quelli che sono rimasti però si sono fortificati nel Signore, sono venuti insieme senza riguardo alle denominazioni e hanno innalzato il nome del Signore, hanno fatto iniziative per il risveglio. Per esempio, hanno fatto una scritta alta 30 metri, le lettere 30 metri nella montagna di fronte a Juarez. La Biblia es la palabra de Dio. Leila, leggi la Bibbia che è la parola di Dio. Questa scritta si vede dal confine, dagli Stati Uniti, e incombe soprattutto alla città. Dio ha iniziato a usare le donne in una società così maschilista come quella messicana. Dio ha operato, non ho tempo di condividere, ma qualche volta lo farò, per farvi capire che Dio è grande anche nella città più violenta del mondo. C'è stato un risveglio meraviglioso, un movimento dello Spirito Santo potente. Ogni città, ogni luogo, anche qui, ci sono grandi sfide per ognuno di noi, ma riprendiamo forza nel Signore. Non abbandoniamo la comune radunanza, perché è qui che tu sviluppi relazioni importanti gli uni con gli altri. Qui il Signore ti equipaggerà, ti fortificherà e ti darà le risorse per vivere e accettare la sfida del tempo presente. Dio ti benedica. Amen. Ecco, dove andrà Vittorio adesso con la tenda lì Scampia. Io sono stato a predicare una volta, mi ha portato mio nipote in una chiesa a Secondigliano, sul quadrivia lì, che è vicino, e prima di entrare la sera c'è uno del posto lì, della zona, che si mette a urlare per avvisare gli altri che sono dietro, perché spacciano la droga, vendono la droga lì, no? Quindi urlava per vedere chi stava passando, chi stava venendo. A un certo punto mi ferma, insieme con questo mio nipote che mi accompagnava in questo posto, mi ha detto: zio, non avere paura, non ti preoccupare, lui vede solo quello che tu hai nella Bibbia, perché vuole vedere cosa porti. Quindi questo mi prende la Bibbia, avevo la Bibbia, me la prende, me la guarda tutta quanta, e poi lui dice: andate nella chiesa là, ok, allora urla e dice: sta a posto, ok, e noi andiamo a predicare nella chiesa. Provate a immaginare com'è la zona lì e cosa c'è in quella zona. Però proprio lì dove il peccato abbonda, la grazia di Dio sovrabbonda. Qualcosa di straordinario, vi ho parlato l'altra volta, i miracoli che abbiamo visto, qualcosa di incredibile, dove Dio tocca i cuori, salva e converte. Vittorio, saremo con voi in preghiera, che il Signore sicuramente vi userà per la sua gloria. Gloria a Dio. E volevo chiamare Silvia, che ha una testimonianza per noi. Gloria a Dio. Alleluia. Pace a tutti intanto. Quando noi prepariamo i canti, che poi cantiamo la domenica, ci crediamo in quello che cantiamo. E essere qui, cantare la domenica mattina, non vuol dire che noi siamo perfetti, che noi non abbiamo problemi o roba del genere, anzi, però è un privilegio, questo voglio dire, perché per stare lì dobbiamo metterci a posto col Signore tutte le domeniche mattina, almeno tutte le domeniche mattina, però possibilmente anche più spesso. La mia testimonianza di questa mattina è una testimonianza di gratitudine. Questo canto che abbiamo imparato recentemente, ma non solo, cioè il Signore ci sta parlando di gratitudine in quest'ultimo periodo, di come veramente dobbiamo essere grati per quello che abbiamo e non lamentarci per quello che non abbiamo.
persone che non abbiamo più, risposte che ancora non riceviamo, opportunità che pensiamo di aver perso. Questo rimane nelle mani del Signore. Noi dobbiamo solo ringraziare. Volevo leggere brevemente questi passi di Efesini e poi vi dico l'oggetto della mia gratitudine questa mattina. Perciò anch'io, scusate, Efesini 1 dal 15, perciò anch'io, avendo udito parlare della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore per tutti i santi, non smetto mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione, perché possiate conoscerlo pienamente. Egli illumini gli occhi del vostro cuore, affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi e qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza. Noi sappiamo che la sua potenza è Cristo Gesù il Signore. Voglio ringraziare il Signore per il gruppo Lode questa mattina. Allora, mi commuovo, ma sono contentissima, comunque è solo un'apparenza quella che vedete. E gli ultimi anni non sono stati facili e sono stati pieni di, qualcuno potrebbe dire ostacoli, io voglio dire opportunità, veramente. Tante cose sono cambiate, abbiamo dovuto cambiare e Gesù è l'Iddio del cambiamento, niente rimane uguale per Dio, ogni giorno è qualcosa di diverso. Col gruppo Lode abbiamo affrontato i concerti che abbiamo fatto recentemente. Io l'ho detto chiaramente, io da sola non riuscirò mai a farlo. E così come gruppo ci siamo presentati, così come gruppo ci presentiamo nei concerti. Non c'è nessuno che emerge, nel senso ci sono talenti e responsabilità diverse, ma noi siamo il coro luce, punto. E così credo ci voglia il Signore. Uniti, e così Lui opera. E veramente questo è un po' testimonianza, un po' spot. Se avevate pensato di unirvi al Coro Luce, vi faccio presente una cosa molto importante. Dio non cerca persone brave a cantare, cerca adoratori. Se voi pensate di poter col vostro canto adorare il Signore, va benissimo, venite nel coro, ma se invece pensate di venire nel coro perché vi piace cantare, perché avete una bella voce, certo, Dio si usa dei nostri talenti, ma se noi non siamo lì per adorare, non venite. Quindi pensateci, se hanno cantato anche tanti stonati nel coro Luce, li abbiamo un po' tirati in qua, diciamo, però se pensate che cantare vi piaccia, ed è molto facile che piaccia cantare in una chiesa evangelica perché si canta tanto, allora vi accoglieremo con gioia. Il Signore ha in serbo tanto per noi, per la sua chiesa, e io voglio ringraziare il Signore per il gruppo Lode, un sostegno veramente, e per la corale, dentro cui io mi sento, non so se qualcuno vedeva Stallio e Olio, come un pisello nel suo baccello, cioè così, come se il baccello mi avvolgesse. Ringrazio il Signore per tutti quelli che sono nel Coro Luce e nel gruppo Lode, ma per tutti voi che sostenete queste opere, perché quando noi usciamo a cantare è la Chiesa che esce a cantare. Vi ringrazio. Pace. Gloria a Dio. Alcuni ci stanno già prenotando per Natale. Davvero, sapete, ho incontrato alcuni che hanno detto ma quest'anno venite da noi, vediamo come il Signore vorrà, quello che vorrà. Bene, adesso vogliamo ascoltare la parola di Dio? Amen. Abbiamo il fratello Giuseppe Montesanto che ci porta il messaggio della parola di Dio, il papà di Pietro, di Gildo e di Adriano. Gloria a Dio. Vieni fratello Giuseppe, tanti anni nella fede. Fratello che veramente la sua passione per il Signore ci coinvolge e vogliamo pregare insieme, vogliamo dire Signore usa questo servo per la tua gloria. Amen. Quanti sono venuti qui per ricevere una parola che viene da parte del Signore? Amen. Qualunque essa sia, sei pronto che arriva un messaggio dal cielo? Perché a volte il Signore ci riprende pure, vero o no?
egli riprende e ama colui, il Signore dice che proprio coloro che Lui ama li riprende. Amen. Amen. E dobbiamo accettare a volte anche la riprensione perché è per il nostro bene. Amen. Allora, Amen. Giuseppe, Amen. tu sei a casa, lo sai, vero? Amen. Amen. Gloria a Dio. Il Signore sia lodato. Prima di cominciare volevo fare una domanda. Chi è Gesù Cristo per voi? Per me Gesù Cristo è il Signore e il mio Salvatore. Il Signore è il mio Salvatore. È successa qualcosa di paradossale, no? Io nella mia comunità sono l'ultimo. E il Signore mi ha dato l'opportunità di parlare dopo il fratello Fiorese che è un pilastro dell'Evangelo. Però una cosa mi consola, non è l'uomo che parla, ma è lo Spirito che parla. E ascolteranno quelli che hanno in cuore di ascoltare. Che è stato cantato, dice, che Gesù è dentro il nostro cuore. Gesù ci ha detto che il regno di Dio è dentro di voi. Molte volte noi ci fermiamo per ascoltare belle prediche. Stiamo in silenzio, ascoltiamo il nostro cuore. E secondo quello che hai nel cuore, il Signore prepara e ti dà. Volevo cominciare con leggere in Giovanni 15, che dovrebbe comparire perché ho dato... Giovanni 15 dal versetto 12. Questo è il mio comandamento, che vi amate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande se non quello di dar la sua vita per i suoi amici. Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quel che fa il suo Signore, ma voi vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal Padre mio. Questi versetti li ho dati però stamattina il Signore mi ha dato quel versetto che ha letto la sorella. Non siete voi che avete scelto me, sono io che ho scelto voi. Questa è una conferma. Il Signore ha scelto i Suoi, continua a scegliere i Suoi. Però in quei 12 c'era uno che poi all'ultimo l'ha tradito, perché aveva posto il suo cuore nella borsa, non in Gesù, non si era innamorato di Gesù, teneva la borsa. Gesù lo sapeva, gliela lasciava. Perché il Signore non impedisce, il Signore ci ama e ci lascia liberi. Qua li chiama amici. Per noi è il Signore. Noi siamo amici del Signore, di colui che comanda e può ogni cosa, di colui che ha versato il sangue per me. Allora cosa deve fare un amico? Deve onorare il Signore. Che io faccio le cose che piacciono al mio Signore. Se Lui mi considera amico, per me è amico e Signore. Allora cosa farò io? Starò attento a quello che Lui mi dice di fare, per eseguirlo. Allora andiamo a quel discorso bello che tutti leggono, ma che nessuno vuole mettere in pratica. E parlo del Sermone sul Monte, no? Dove Gesù comincia con le beatitudini, beato chi fa questo, beato chi fa quello. Umanamente avrei preferito che si fosse fermato alle beatitudini, invece poi è andato oltre. Chi ti dà uno schiaffo porgi l'altra guancia. Ma cosa ci dice il Signore? Chi ti vuol togliere il mantello, lasciagli pure la tunica. Chi vuol far con te un miglio, fanne con lui 2. Non contendere. Ma cosa pretende il Signore da me?
cosa pretende da me? Se noi lo amiamo, osserveremo i suoi comandamenti. E da cosa vede che noi l'amiamo? Se amiamo i fratelli malgrado tutto quello che ci fanno. Ieri con i ragazzi abbiamo avuto delle belle benedizioni, si è parlato di unità, si è stata raccontata, diciamo, la storia del riccio, non so chi la conosce, ma io non la conoscevo. Lo stare insieme costa, bisogna che chi ama deve rinunciare a qualcosa, dobbiamo rinunciare a qualcosa. E Gesù l'ha detto, a cosa dobbiamo rinunciare? Al nostro io, perché prima viene Dio. Allora se noi amiamo avremo gioia di rinunciare al nostro io, perché se non hai la forza la chiederai al Signore, il Signore lo farà, perché ha detto chiedete e vi sarà dato. E se ami quelli che ti amano, che cosa te ne viene? Anche i pagani fanno lo stesso. Perciò dove esagera il Signore? Che ci chiede di amare i nostri nemici, di pregare per quelli che ci fanno male. Ora quando un fratello ti dice qualcosa che a te non piace, analizza te stesso e amalo di più. Perché il Signore mi ha insegnato una cosa, di parlare con la sua parola. E quando qualcosa la posso dire al fratello che edifica, la dico. Quando una cosa non la posso dire, faccio come il consiglio che mi ha dato Gesù. Fai agli altri quello che ti piacerebbe ricevere e non fare agli altri quello che non ti piacerebbe ricevere. Perciò ascoltiamo la voce del Signore, ascoltiamo la voce del nostro cuore, perché nel nostro cuore il regno di Dio è dentro di voi, come ho detto poco fa. Cioè se noi ascoltiamo, impariamo, perché la fede viene con l'ascoltare. Molti pensano che leggere ad alta voce uno viene la fede, no? La fede viene col realizzare che Gesù è dentro di noi. Se noi realizziamo che Gesù è dentro di noi, cresce la nostra fede, perché vediamo realizzare tutto quello che è nel nostro cuore. Io posso testimoniare di cose meravigliose. Io ho avuto mi hanno mandato indietro 193.000 euro di fatture. Ho pagato 100.000 euro di materiale. Se guardo indietro, penso come ho fatto. Ma il Signore ha visto che nel mio cuore c'era la volontà di mantenere gli impegni. Perché noi quando parliamo, il Signore ci prende sul serio. Qualsiasi cosa noi diciamo, il Signore ci prende sul serio. Il Signore legge i nostri cuori. Su quella strada verso Damasco, Gesù apparve a Paolo, a Saulo, tutti perseguitavano la Chiesa, però apparve a Saulo, perché il Signore leggeva il suo cuore. E gli disse a Saulo, dice, ti mostrerò quello che devi fare, ti mostrerò quello che devi dire, ti mostrerò tutto quello che devi soffrire per l'Evangelo. Però Gesù conosceva il cuore di Saulo e gli ha cambiato il nome. Cambia, il Signore cambia la persona. Quella è la conversione che ci cambia se noi stiamo nelle sue mani. Poi mentre camminava in un posto c'era un uomo basso che è salito sull'albero per guardare Gesù. Gesù arriva sotto l'albero, si alza la voce. Vieni che io oggi vengo a casa tua. Conosceva il cuore di Zaccheo, o no? Conosceva il cuore di Zaccheo. Conosceva anche il cuore di quelli che dicevano di essere figli di Abramo. Dice, no, voi siete figli del padre vostro che è stato omicida fin dal principio. Noi non dobbiamo dire di essere, perché non c'è bisogno di dirlo davanti al Signore. Il Signore conosce i nostri cuori.
e i nostri pensieri. Perciò il Signore, secondo quello che legge nel nostro cuore, ci dà. Come la parabola dei talenti, no? A chi uno, che quello che gliene ha dato l'uno l'ha nascosto, che so che tu sei, so che tu sei. Allora quello che ci dà il Signore non è per me, è per voi. Quello che il Signore mi mette nel mio cuore non è per me, è per voi. Il dono che il Signore ci fa dai fratelli è per voi. Io sono un dono per voi, voi siete un dono per me. Prezioso. Perché prezioso? Perché Gesù per te ha dato la vita. Gesù per te ha versato il suo sangue. Perciò noi dobbiamo avere un concetto sobrio di quello che siamo per il Signore. E ci guardi bene il Signore dal giudicare un fratello, dal giudicare il prossimo. Perché dobbiamo amare il prossimo. Perché quando noi amiamo, malgrado il male che ci fanno, rimarranno stupiti, allora penderanno dalle nostre labbra e guarderanno quello che facciamo. Laddove sparlano di voi, che abbiano una buona testimonianza verso quelli di fuori, laddove sparlano di voi, rimangono confusi o vengono... Perché quella è la nostra cartina tornasole, se stiamo camminando con il Signore. Che nessuno deve poter dire male di noi se non a torto, se non a torto. Che fanno? Sbagliamo? Sì, sbagliamo. Cadiamo? Allora se cado vado dal fratello e gli dico scusami, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Perché l'umiltà è quella, nell'umiltà c'è la gloria di Dio. Perciò chi è che non inciampa? Chi è che non cade? Tutti cadiamo. Se diciamo di non aver peccato facciamo Dio bugiardo, così dice la parola. Chi si può dire di non peccare? Chi si può dire di essere giusto? Non siamo giusti, siamo giustificati. Leggiamo Ebrei 5. Benché fosse figliuolo, imparò l'obbedienza dalle cose che soffrì, ed essendo stato reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di una salvezza eterna, essendo da Dio proclamato sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Per tutti quelli che gli ubbidiscono. Il fratello Gianni Domenica ha detto che ci sono tanti che dicono erroneamente io posso ogni cosa nel Signore, in colui che mi fortifica. Io posso ogni cosa se obbedisco, se nel mio cuore c'è l'obbedienza. Perché posso ogni cosa se c'è l'obbedienza? Perché Gesù è dentro di me, vive dentro di me. Allora l'Apostolo Paolo come disse? Non sono io più che vivo, ma è Cristo che vive in me, perché all'inizio l'Apostolo Paolo puntava il dito pure su San Pietro. Puntava il dito pure su San Pietro. Ma Pietro lo sapeva che se Gesù lo aveva scelto bisognava aspettare. E poi noi sappiamo cos'è diventato l'Apostolo Paolo, uno strumento grande nelle mani di Dio. Che sono arrivati a noi degli insegnamenti meravigliosi da parte dello Spirito Santo per mezzo dell'Apostolo Paolo. Non dimentichiamoci, da parte dello Spirito Santo, perché siamo tutti strumenti, siamo tutti membra. Come ho detto stamattina al fratello Fiorese, ci sono quegli violini che sono gli Stradivarius, là, quelli che hanno un valore enorme. Lo poggi e non suona da solo. La migliore musica la fa quando c'è un bravo musicista, e noi abbiamo un bravo musicista che è Gesù Cristo, il Salvatore. Ascoltiamolo, amiamolo,
E se ci manca l'amore, ci manca tutto. Un fratello anziano che ho avuto pastore per 20 anni nella mia comunità mi ha insegnato: Giuseppe, prega che il Signore metta più amore nel tuo cuore. Il Signore ci prende sul serio, ci fa amare i nostri nemici, ma dobbiamo chiederlo questo, mettere più amore nei nostri cuori. Dobbiamo imparare ad amare i nostri nemici e giubilare fra di noi. Non deve esistere la separazione delle comunità, non deve esistere. Quando il Signore ti mette in una comunità, quando ti vedo, mi diceva quell'anziano, quando ti vedono leggere un versetto, allora vai via, perché vogliono spegnere lo spirito. Vogliono spegnere lo spirito. Io ogni domenica, prima di andare a culto, dovunque, chi mi conosce lo sa, mia moglie lo sa perché vive con me, i fratelli lo sanno, perché molte volte mi ascoltano. Qua si viene al culto per sfamarci del cibo che viene dall'alto, del pane che scende dal cielo. E la preoccupazione, il peso per noi deve essere quello di portare a tavola quello che il Signore ti dà, perché i fratelli ne possono mangiare. L'altra volta ci sono rimasto male che mi sono dovuto alzare io per testimoniare, perché aspettavo, qua dovreste fare a gara ad alzarvi. Il fratello Gianni ha detto: qualcuno, mi sono alzato io perché non si alzava nessuno. Non deve essere così. Perché non pensare che il Signore parli solo attraverso il fratello Gianni. Anzi, a proposito di questo, dobbiamo pregare che il Signore dia veramente e sostenga quelli che sono messi qua. Quelli che sono messi qua e che sono sottoposti allo Spirito Santo. Perché ci sono quelli che arrivano qua e vogliono sottomettere i fratelli, vogliono signoreggiare sulla Chiesa. E noi lo sappiamo nelle lettere, di non signoreggiare, ma di amare. E quando un fratello si sente amato, gli puoi dire, lo puoi pure con amore riprendere, perché se si sente amato ti ascolterà. Ma se vedrà in te, nel tuo viso, nel tuo cuore, il giudizio, non ti ascolterà, si offenderà. Io non mi offendo qualsiasi cosa mi dicano, perché non ho motivo di offendersi. Gesù non si è offeso, e se io appartengo a Cristo, non mi offendo. Mi potete dire qualsiasi cosa. Io ci rimarrò male se quando arriverò in cielo non vi vedrò tutti là. Per me sarà una delusione, perché vi voglio assieme. Molte volte leggono la parabola delle 10 vergini e il fratello Biagio, questa parabola mi diceva: le 5 avvedute e le 5 disavvedute. Sì, sono chiese, però il nostro peso deve essere di portare i pesi di uno e degli altri, il nostro pensiero deve essere quello. Quelle 5 vergini avevano l'olio per loro a malapena, quello giusto. Il fratello Biagio dice: perché non ci santifichiamo per poter stendere la mano verso il fratello che sta soffrendo? Questo deve essere il nostro peso. Facci vedere il cuore dei fratelli, rivelaci le sofferenze nella Chiesa. E allora noi possiamo non parlare, ma pregare per loro. Molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia. Non è che siamo giusti, ma giustificate per il sangue di Cristo. E se noi lo crediamo, lo siamo. Se noi lo viviamo, lo siamo. Se noi siamo disposti a ubbidire, lo siamo. Ma questo lo legge Lui nei nostri cuori. Che il Signore ci aiuti. Gloria a Dio. Quando leggiamo nella parola di Dio, noi dobbiamo comprendere che la scrittura, se no ci perdiamo qualcosa. La scrittura è scritta per gli ebrei, lo sapete? Quindi quando noi leggiamo, ad esempio come in questo caso, non siete stati voi che avete scelto me, ma io ho scelto voi,
se non andiamo a approfondire un po', perché ci perdiamo qualcosa di importante. Gesù perché fa questa osservazione? Perché dice questo? Perché gli studenti rabbinici erano loro che sceglievano il rabbino per studiare. Erano loro che sceglievano il rabbino per stare alla loro scuola. Paolo è stato ai piedi di Gamaliele, si era scelto. E Gesù qui sta facendo un'affermazione dicendo: guardate che non siete stati voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. Era qualcosa di unico, che non era mai successo prima, non poteva accadere. Gesù sta dicendo: io ho scelto voi. E non è che Gesù si era sbagliato dopo aver pregato tutta la notte per scegliere questi 12, perché noi credo che non l'avremmo scelto. Io non avrei scelto sicuramente Giuda. Tu avresti scelto Giuda? No. E così via, ognuno di loro, perché nessuno era perfetto. Ognuno di loro. Però il Signore dice: io ti ho scelto. E questa mattina, proprio partendo da quello che Rachele ci ha iniziato a dire, da quello che poi abbiamo sentito anche attraverso questo messaggio, io credo che dobbiamo andare a casa con la consapevolezza di avere quella certezza che Dio ci ha scelti, che il Signore ci ha chiamati. Noi non abbiamo cambiato religione, non siamo in una setta, noi siamo stati scelti da Dio. Non è meraviglioso? Ora tu ti puoi dire come io dico: ma hai scelto proprio me, ma hai visto bene, Signore? Io non mi sarei scelto. Sapete, quando ero ragazzo, noi giocavamo al pallone in strada, a Napoli si gioca in strada, non avevamo campetti in strada, e ci facevamo, ma penso che anche voi qui, non so, dovunque eravate, ci facevamo le squadre. Allora 2 di noi sceglievano: no, io scelgo te, io scelgo, e noi sceglievamo sempre quelli più forti, più grossi o i più bravi dalla nostra parte. In mezzo a noi c'erano anche le donne, e quindi qualcuno se la doveva prendere, una ragazza, così. E purtroppo dovevamo anche scegliere chi era più debole. A me piace molto quando il Signore dice: io ho scelto le cose che non sono. Io ho scelto i più deboli. Io ho scelto gli ultimi. Non vi vantate di nulla, perché tutto quello che accade nella nostra vita accade per la volontà di Dio e accade per la sua potenza. Paolo aveva sperimentato: quando sono debole, allora sono forte. Gloria a Dio. A volte ci sentiamo, no, capaci, ma affrontiamo, eppure scontriamo, andiamo a scoprire che realmente in ogni cosa abbiamo bisogno dell'aiuto del Signore. In ogni scelta che noi facciamo abbiamo bisogno della scelta. So che giovedì avete parlato proprio di questo, no? Delle scelte. Il Signore vi ha parlato anche di questo, delle scelte. Ogni giorno noi scegliamo. Ogni giorno quando ci alziamo facciamo una scelta. Cosa mangiare, cosa bere, cosa prendere, dove andare, cosa fare per primo. Ma se ognuno di noi considerasse su questo termine: non siete stati voi che avete scelto me, ma io ho scelto voi. E allora questa mattina abbia la piena consapevolezza, la certezza di essere al centro della volontà di Dio, perché non sei stato scelto da un uomo, ma sei stato scelto da Dio. E il Signore desidera usarti per la sua gloria, desidera usarmi per la sua gloria, con le nostre mancanze, con le nostre pochezze, con le nostre incapacità. Perché l'abbiamo sentito prima Silvia parlare anche della scelta di scegliere coloro che vogliono cantare. Cosa dice là? Dio non sceglie persone qualificate, ma qualifica coloro che Egli sceglie. Amen? E Dio ci ha scelti e vogliamo ringraziare il Signore. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo concludere questo incontro. Signore, vogliamo ringraziarti, vogliamo benedirti con tutto il nostro cuore, perché andiamo a casa con questa consapevolezza, e che ognuno di noi possa riflettere sul messaggio
che tu, Signore, hai voluto dare al nostro cuore questa mattina. Signore, grazie perché il tuo Spirito sa parlare al nostro cuore, ma non si ferma qui, continua tutto il giorno. Vogliamo ancora approfondire, Signore, questo e riconoscere e ringraziarti soprattutto perché hai scelto noi, Signore. Grazie che ci hai salvati. Grazie Gesù che hai speso il tuo sangue per ognuno di noi affinché noi avessimo vita e vita d'esuberanza. Signore, fa che questa mattina noi possiamo ancora proclamare l'Evangelo con chiunque incontriamo, anche i nostri vicini, le persone che sono vicino a noi. Fa che possano vedere quello che tu hai fatto nella nostra vita, che siamo uomini e donne trasformati dal prezioso sangue di Gesù, che lo Spirito Santo ha iniziato un'opera nella nostra vita, la vuole portare a compimento. Signore, grazie per il nostro fratello Vittorio. Signore, ti chiediamo di benedirlo, di usarlo ancora per la tua gloria. Signore, grazie perché tu fin qui lo hai soccorso e continuerai a soccorrerlo, a equipaggiare. Signore, metti i tuoi angeli intorno a quella tenda, fa che veramente possano proclamare l'Evangelo a quanti ancora non ti conoscono e che possa portare salvezza a quanti hanno bisogno di te in quel luogo, in quelle famiglie, in quella circostanza. Signore, è vero che dove il peccato abbonda la tua grazia sovrabbonda. Proprio in quel luogo, Signore, espandi il tuo Spirito. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Dio ci benedica. Buona domenica a tutti quanti voi.